Eccoci, buonasera a tutti e benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee e Persone. Vi dico subito che siamo in diretta dagli studi di Rubano, sono le 20 precise, ormai come questa volta il nostro regista Marco ha raggiunto la puntualità, e vi dico subito gli argomenti di cui dobbiamo parlare prima di dare il benvenuto ai nostri ospiti. Allora parleremo sicuramente del caso di Judith Romanello, la ragazza di colore che non è stata rifiutata a suo dire per un lavoro per il colore della sua pelle. Ancora abbiamo la possibilità finalmente di avere un rappresentante del 5 Stelle, parleremo quindi di reddito di cittadinanza, avremo tutti i dettagli. Ancora autonomia veneta, però già mi hanno corretto, indipendenza con punto di domanda. Ancora l'onorevole Ingrid ci parlerà invece, Ingrid Bisa, della riforma della giustizia, quindi la possibilità di riformare alcuni aspetti della giustizia, alcune proposte di legge. E vado subito ad anticiparvi gli ospiti. Dalla sinistra del vostro schermo l'avvocato Stefano Artuso, che è già stato nostro ospite in passato, del Partito Democratico. Buonasera, grazie. Il dottor Carmine Bianco del finalmente Movimento 5 Stelle. Benvenuto Carmine Bianco. Ancora l'onorevole avvocato Ingrid Bisa, rappresentante della Commissione Giustizia della Camera. Buonasera. Ancora dottor Tiberio Businaro, sindaco di Carceri, Padova. Buonasera, ragionieri. Lega, va bene, abbiamo proposto sul campo. E dottor Roberto Agirmo, Indipendenza Noi Veneto. Buonasera a tutti e promosso sul campo anche io. Benissimo, allora ecco, parliamo anche dell'aspetto legato al caso di, innanzitutto benvenuti a tutti gli ospiti, i nostri ospiti. Parliamo sicuramente del caso di Judith Romanello. Judith Romanello è sicuramente diventato un caso nazionale. Ecco, non mi nascondo che io ho cercato anche di invitarla, ma purtroppo non ho avuto risposta. Judith Romanello è la classica ragazza per bene, le classiche ragazze volenterose, diciamo, del nostro tessuto imprenditoriale veneto. A suo dire si è presentata ad un colloquio di lavoro in un posto particolare, un ponte di Venezia. Questo lavoratore, questo imprenditore, appena l'ha vista ha detto: mi spiace, non prendo lavoratori di colore perché potrebbe dare fastidio ai clienti. Ecco, poi ovviamente questo vari giornalisti gli hanno chiesto: allora vediamo, rintracciamo l'annuncio sul giornale online, niente, non c'era l'annuncio. Rintracciamo il numero di telefono del datore di lavoro, non c'era il numero di telefono del datore di lavoro, un nome, alla fine forse, probabilmente è una bufala, dico probabilmente. Quello che invece è emerso, questa ennesima diatriba, e chiedo subito il parere all'avvocato Stefano Artuso del Partito Democratico, questa cosa che ogni volta che c'è qualcosa che viene fatto o si viene paradossalmente potenzialmente subito da chi magari non viene dall'Italia ma viene da altri paesi, subito additata come razzismo. Avvocato, non è che il PD un po' ci marcia su questa cosa qua? Io non ne farei una questione di partiti, non ne farei nemmeno un caso particolare, perché sono molte le incongruenze e quindi non sappiamo se e in che modo questa storia corrisponda totalmente alla realtà. Sicuramente, se questo non è vero, la ragazza avrà fatto una figura a dir poco barbina e probabilmente ne pagherà con le conseguenze ai prossimi colloqui di lavoro che farà. Al di là del caso particolare, però, è innegabile che non è tanto una questione da dove vieni e se sei italiana o meno, perché la ragazza, da quello che so, era a tutti gli effetti italiana. La questione del colore della pelle è una questione che in molti casi ha dato luogo a degli episodi di razzismo. Non possiamo negare che il colore della pelle sia stato in qualche modo discriminatorio. Rispondo alla sua domanda. Il Partito Democratico ci marcia? No, il Partito Democratico anzi è proprio contro il marciare su queste cose, perché mai il Partito Democratico ha fatto distinzioni sulla base del colore della pelle, né in un senso né in un altro, e laddove ha cercato di tutelare le situazioni lo ha fatto sulla base del nostro sistema, che è un sistema che tutela tutti. Il sistema costituzionale non pone distinzioni di etnia, razza o religione, questo ce lo dice la Costituzione. È qualche altro esponente politico che talvolta ha invece fatto leva su determinati temi per far sì che questo colore, quindi questo tema, che per me è assolutamente irrilevante, sia diventato alla ribalta. E tanti episodi di violenza verbale o talvolta fisica, e penso al caso di Macerata, insomma in quel caso lì forse altri esponenti politici hanno fomentato una certa violenza che poi è sfociata nelle piazze.
Ma quindi vedevo Girmo scuotere la testa. No, non entro nel merito del caso specifico perché ci sono tante congruenze che lasciano adito a pensare anche a cose diverse da quello che sto raccontato. Mi fa molto specie pensare ad esempio alla favola di Pierino e il lupo, che penso che tutti quanti conoscano. Pierino che dice sempre che c'è qualcosa che non va, la volta che c'è qualcosa che non va davvero è un problema. Se vi ricordate, poco tempo fa, se non ricordo male era a Torino, c'è stata la favola dell'uovo nell'occhio, che non era una favola, era veramente un uovo arrivato nell'occhio di una persona, anzi di molte persone. Il problema è che, dato che si trattava di una ragazza di colore, se non ricordo male, poi non so se devo dire colore, nera, perché ho paura di passare per razzista anche in questi casi, comunque diciamo così, dato che si trattava di una ragazza di colore, ne è stato fatto un caso. Molti pennivendoli ci hanno giocato, la sinistra in modo particolare ha cavalcato l'onda per dare contro al governo, per dare contro a Salvini, che non sono un fan di Salvini, però comunque ne ha dato contro, poi in realtà si è rilevata una bufala clamorosa perché il soggetto in questione è stato colpito da un ragazzaccio, figlio casualmente, ma sicuramente non era quello un problema, di un consigliere del PD, quindi si è sgonfiata subito la bolla del problema. Diciamo che la favola di Pierino e il lupo è sintomatica di questo periodo. Quindi è da ragionarci molto su quello che sta succedendo. Onorevole Bisa, però in effetti, raccogliendo un po' le testimonianze dei nostri ospiti, c'è comunque in atto da qualche mese una specie di, come dire, di situazione per cui se un povero controllore dice, vi ricordate la polemica legata al controllore che ha provato a dire gli zingari fuori dal treno, casualmente questi ragazzi buttavano le uova contro i muri, hanno beccato la poverina, quella lì, se ne è fatto un caso, il caso di questa Giudice Romanello, però effettivamente non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica secondo lei finalizzata a dividere un po' l'Italia in cattivoni razzisti e buoni tolleranti? Ma direi assolutamente no da questo punto di vista. Ovvio che non bisogna mai estremizzare le situazioni. Nel caso specifico ovviamente non si può entrare nel merito della situazione che appunto è successa a Venezia perché non ci sono elementi. Io faccio fatica a scindere quella che è la mia forma mentis da avvocato da quella di parlamentare, perché insomma prima di essere parlamentare sono avvocato, quindi nel momento in cui ovviamente ci sono degli elementi certi si possono anche trarre delle conclusioni, ma come in questo caso, come in tantissimi altri casi. Non credo assolutamente che ci sia da parte assolutamente della Lega il voler comunque fomentare situazioni o spaccamenti sostanzialmente dell'Italia. È ovvio che ci sono dei diritti da tutelare e ovviamente il fatto che comunque ci sia la volontà di mettere prima gli italiani rispetto a tante altre situazioni che sappiamo cosa hanno creato nel nostro Paese, questo sicuramente sì, però credo che questo assolutamente non sia volontà di dividere assolutamente un Paese. Certo, però è come se si fosse creata una specie di spaccatura, no? Cioè alla fine se pensi in un certo modo sei in un certo modo, cioè che non è un modo partitico secondo me, non è che deve essere per forza della Lega o di estrema destra, ma se magari dici guarda quello lì mi ha rubato la borsetta, quel disgraziato di colore, sei razzista. Se invece dici poveri ragazzi che effettivamente soffrono eccetera, sei un buonista di sinistra, tollerante, bravo. Cioè questa cosa io volevo un po' Bianco, cioè, alla fine l'Italia è così spaccata in due? Ma secondo me si montano ad arte certi episodi, poi dopo si vedono, ecco, l'episodio dell'uovo o l'episodio della ragazza qui a Venezia. Secondo me si dà anche troppo clamore a queste cose. Io mi preoccuperei più invece di diritti lesi in quanto tali, piuttosto che persone di colore o non di colore che sono vittime a loro volta di soprusi. Il sopruso è sopruso, punto. Quindi facciamo anche scemare queste polemiche che hanno soltanto il tempo solo di riempire il giornale e basta. Abbiamo
penso, dei problemi molto più seri da affrontare. Lo sappiamo benissimo, stiamo facendo il DEF, stiamo facendo il reddito di cittadinanza, stiamo facendo tante cose, quindi non voglio anticipare altri temi, però voglio dire... Ci arriviamo. Ecco, sì, No, però arriviamo in a effetti, cose Bianco, concrete. sì, sono d'accordo con lei. Io ho fatto recentemente un video con un mio amico, appunto certe volte sono d'accordo a dire, ma non si sa cosa dire, se diciamo di colore magari bisogna anche stare attenti, non sono razzista. Ho fatto un'intervista finita sulla mia pagina Facebook, poi l'abbiamo anche citata nella prima puntata, e effettivamente abbiamo avuto molti insulti razzisti, ma tantissimi, e sono là ancora nella mia pagina. Però alla fine l'amico Jules ha detto gli italiani non sono razzisti, cioè ha detto calma, cioè in effetti è quello che ha detto lei. E invece ci sono persone che secondo me un po' ci marciano sopra, vogliono un po' sfruttare quest'onda. Dottore, lei si ricorda quando c'era il periodo in cui l'albanese o il rumeno di turno compieva un atto delittuoso e si parlava sempre soltanto perché era un albanese? Sì. Allora, un fatto di cronaca è un fatto di cronaca. Adesso, secondo me, togliamo questa cosa di colore, albanese, rumeno, bulgaro e via scorrendo. Raccontiamo i fatti come sono andati, così queste cose non prendono più la piega che ai noi prende. Quindi gli italiani è corretto quello che dice, perché effettivamente dobbiamo ritornare a vedere quella che è effettivamente la situazione che è successa, la situazione reale, senza comunque andare a vedere la provenienza etnica o altro tipo sostanzialmente questo sostanzialmente è il punto focale. Effettivamente ci sono certe posizioni politiche che marciano insomma su queste situazioni. Credo che qui sia una questione di discriminazione, al di là del fatto che se discriminiamo bianchi o neri oppure meridionali, settentrionali, è una questione di discriminazione. Poteva essere benissimo un signore del sud che diceva non mi hanno preso come cameriere perché sono del sud e a Venezia mi dicono che vogliono solo camerieri del nord. Qui sarebbe stato il Partito Democratico a fare una strumentalizzazione? Evidentemente no. Adesso che il Partito Democratico venga accusato anche di fare strumentalizzazioni su queste vicende che sono state riprese da ben altri esponenti, prima di tutto della televisione, penso alla D'Urso che voleva intervistare questa ragazza, quindi voglio dire, mi pare che veramente siamo... La questione delle discriminazioni, semmai, è stato inserito addirittura in un testo di legge quando, mi pare, l'allora ministro Calderoli volle mettere l'aggravante della clandestinità o dell'immigrazione. Quell'aggravante è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, proprio perché non puoi distinguere sulla base di queste circostanze. Non lo dice il Partito Democratico, lo dice la Corte Costituzionale, perché abbiamo un sistema costituzionale che grazie a Dio è improntato ad eguaglianza e solidarietà. Detto questo, ripeto quello che ho detto all'inizio del mio intervento, lascio stare il caso particolare, lo chiariranno i giornali, lo chiarirà la ragazza stessa, voleva protagonismo, vabbè, se ne pentirà. Guardiamo se vogliamo estendere il discorso ad un piano più generale, a mio avviso un problema c'è, non è un problema chiaramente del Partito Democratico, è un problema di un paese che sta conoscendo una multiculturalità e dovrà imparare a convivere con la multiculturalità. Quindi è un sistema che si evolve e che un giorno vedrà delle classi multiculturali dove ci saranno ragazzini di altre religioni, ragazzi che avranno altri colori, è il sistema che si evolve. Gli Stati Uniti vengono chiamati melting pot non a caso e non mi pare che vi sia in questo un problema principale, i problemi sono altri. No, forse mi sono espresso male, cioè io non voglio assolutamente, chiedo scusa se vi rubo la parola, forse mi sono espresso male, io non volevo assolutamente gettare in questo momento la croce addosso al PD, il mio discorso era generale, cioè probabilmente qualche organo di stampa, d'accordo, ecco, diciamola tutta, cerca un attimino di fare o di riempire una pagina a questo punto, perché se noi politici cerchiamo di non guardare più a queste particolarità odiose, allora anche voi giornalisti, adesso in questo caso mi dispiace dottore, è lei che rappresenta i giornalisti, bisogna un attimino anche cambiare. Lasciamo spazio a un brevissimissimo stacchetto, poi subito dopo Businaro ci dirà la sua. Pubblicità, rimanete incollati un solo minuto.
musica ma non la sostanza. Vi aspetto ogni venerdì dalle 20 su Canale Italia al numero 84. Non mancate. Eccoci ancora in diretta, quindi adesso Businaro, magari chiudiamo il discorso di Giudice Romanello e le conseguenze, perché è un mese che aspetto di avere la possibilità di intervistare direttamente un rappresentante dei 5 Stelle, perché devo chiedergli del reddito di cittadinanza e quindi devo approfittare, dottor Bianco, di questa possibilità. Allora, intanto partiamo dal presupposto che dai fatti concreti basta guardare. In Veneto abbiamo, penso, più di 500.000 extracomunitari che lavorano, che sono integrati, quindi parlare di razzismo in Veneto proprio mi sembra inopportuno. Seconda cosa, a Carceri nacque circa 90 anni fa Flaminio De Poli, uno storico importante, e su un libro che ha scritto, che si chiamava Via da Roma, che probabilmente conosci, scriveva che alcune forze politiche parlano di razzismo e xenofobia e fascismo spesso per interrompere la discussione. Ed è proprio questo il motivo per cui a volte si interrompe la discussione, perché quando accusi di razzismo effettivamente persone che non hanno assolutamente nel proprio sangue il desiderio o comunque la volontà di discriminare, io non credo che i giornalisti scrivano o vogliono fomentare, ma è che di fatto se noi sentiamo in qualsiasi appuntamento politico, anche in TV, sentiamo parlare proprio spesso dal PD, sentiamo parlare di fascismo, di razzismo e accusano specialmente noi della Lega di essere razzisti, cosa che si interrompe nel momento in cui ragioniamo su questo ambito. Con un epiteto di questo tipo si interrompe una discussione. Anche sul discorso dei profughi, razzismo, ma in effetti non si parlava di razzismo, ma si parlava e si parla ancora di una scelta inopportuna, di uno spreco di risorse, di uno spreco anche di opportunità e anche di un percorso di speculazione su persone che non hanno avuto nessuna efficacia anche nel percorso umano di queste persone. Quindi... Bene. Ottimo, allora cambiamo argomento. Nella scaletta abbiamo previsto il reddito di cittadinanza. Io sto per prendere appunti, Bianco, perché non ho capito come funziona. Sì. Non è una provocazione, ma sul serio. No, assolutamente, non vuole, capisco che non è una provocazione, assolutamente, ecco. No, anzi, io invece ringrazio perché mi date l'opportunità di parlarne, perché ci sono troppi luoghi comuni e anzi io ringrazio, qui lo devo dire, Salvini, il quale si è messo a studiare anche lui il reddito di cittadinanza, perché anche per lui c'erano delle lacune che non conosceva, ma quando abbiamo fatto il contratto di governo, ecco, abbiamo spiegato meglio, forse era un nostro problema di non spiegarlo bene, cosa è in effetti questa misura. La misura è una misura economica, non è un sussidio a non far nulla, perché si fa presto a bollare, a iconizzare un'idea e poi è difficile poi smontarla. Ecco. Sicuramente questa idea è stata limata, è stata rielaborata anche in virtù delle risorse che poi, quelle scarse risorse che abbiamo potuto reperire, solo 10 miliardi, ecco. Vi ricordate la favola che ci volevano 160 miliardi per il reddito di cittadinanza? Ve la ricordate questa favoletta? Vi ricordate i moduli che ironicamente venivano fuori il 5 marzo, ecco, dove bisogna andare per il reddito di cittadinanza, che il movimento aveva preso il 33%. Ecco, chi ha compilato quel modulo, ecco, forse è stato preminente, perché adesso parte davvero, parte insieme alla manovra a tenaglia, oserei dire, che questo DEF e questo governo ha messo in piedi. Sostanzialmente di cosa si tratta? Si tratta di andare ad aiutare in quei posti dove economicamente parlando c'è una depressione non dovuta alla scarsa volontà di lavorare, ma perché non ci sono le condizioni. Per esempio, il Sulcis. Andiamo a vedere il Sulcis. Non c'è una fabbrica, che dicasi una, nel raggio di 100 km. Quindi allora è il problema del cittadino che è sfaticato, che non vuol trovare il lavoro,
oppure non ci sono le condizioni ormai da 30 anni, 20 anni di politiche che non hanno fatto partire quel territorio? Cosa devono fare? Devono prendere la valigia di cartone e migrare? Allora, se vogliamo affrontare di petto questo problema, io invito tutti, anche il PD, a ragionarci, perché una forma simile, e anche loro l'hanno introdotta, forse non è bastato, forse non è stato premiato, ed è stato premiato un progetto più incisivo, cioè i 780 euro. Però qualcosa, quelle persone si aspettano un aiuto, ma un aiuto momentaneo, non per sempre. Però, la gente Bianco, non si deve... Però scusi Bianco se la interrompo, però io sono pugliese di origine, lo dico con orgoglio, ho fatto le valigie 30 anni fa e non sono morto, anzi se possibile sto meglio di prima. Quindi magari mettere un'enclave protetta a certe aree, secondo il mio punto di vista, io sono un imprenditore, quindi sicuramente una mentalità deformata da questa esperienza, forme di assistenzialismo storicamente non hanno prodotto risultati. Agirmo, secondo lei questo reddito di cittadinanza è veramente utile, ho sentito sui giornali, per risollevare la domanda interna? Allora, più che da politico, per quello che è, parlo da imprenditore. Partiamo da un presupposto di base. L'Italia e la Grecia sono le unici due nazioni in Europa che non hanno una forma di assistenzialismo concreta fatta a tut court. Ci aveva provato con l'ultimo governo il PD con il reddito di inclusione, Berlusconi aveva fatto un'altra proposta che adesso ormai me la son persa. Quindi sul merito, ovvero sia aiutare le persone in difficoltà, penso che nessuno in questa stanza sia in disaccordo. Su questo penso che anche a casa nessuno possa dire niente. Però se entro nel merito di ciò che lei ha appena detto, lei ha fatto un'indicazione dove dice il Sulcis, come altre zone depresse d'Italia, che sia chiaro, ma in questo caso tiro fuori quello che ha detto lei. Ora, e lei ha detto, in questa zona non ci sono fabbriche, è difficile, eccetera, eccetera. Ora, premesso che, come diceva anche il dottor Lovino, spostarsi per cercare lavoro non è un delitto. Nell'economia americana spostarsi di 1000 chilometri è la quotidianità. In Italia ci si sposta per questioni logistiche di 500-600 al massimo sostanzialmente. Ma non è questo il problema. Fintanto che il governo stesso non capisce che l'unico modo per creare redditività è creare lavoro, non si può certamente pensare che foraggiando il cercare di togliere la disoccupazione senza strumenti, soltanto dando dei soldi, sia semplicemente assistenzialismo allo stato puro. Quindi, fintanto che nessun governo capisce che veramente l'unica soluzione è dare linfa e ossigeno alle aziende perché queste possano produrre, non ci potrà mai essere una risoluzione del problema della povertà o dell'indigenza a livello nazionale. È tecnicamente impossibile. Il perseverare su questa linea è semplicemente, dal mio punto di vista, può essere giusto, può essere sbagliato, una ricerca di voti. L'Italia è divisa in due, sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto politico. Sotto l'aspetto politico è palese, perché l'abbiamo visto con le ultime elezioni, ci sono due colori ben distinti, tutti ricordano la cartina, non mi ricordo cosa, verde-arancione, una cosa del verde-gialla, quello che è, okay? Quindi è palese che ci sono due Italie, ma non soltanto politicamente, anche economicamente. Ora, è indubbio che nelle regioni meridionali ci sia una difficoltà nel creare lavoro, nel trovare lavoro, e questo è determinato non soltanto dalla politica, ma anche dalla situazione della mancanza di Stato o del troppo Stato. Il troppo Stato quando succede, come ad esempio in Calabria, che ci sono non so quanti forestali per una regione che è relativamente ridotta, e questi stessi forestali sono 10 volte di più quanti ce ne sono in Canada, ma questo è qualunquismo, in realtà è la realtà. E questo sotto un aspetto. Ma c'è anche il problema della mafia, che non si è mai voluto veramente debellare da quello che è lo Stato d'Italia. Quindi il problema dal mio punto di vista è che lo Stato italiano ha abituato le regioni del sud all'assistenzialismo. Questo ha determinato la ricerca della soluzione al proprio problema attraverso le forme parassitarie dello Stato. Io lavoro nell'ambito del turismo e porto un solo esempio per fare chiara la situazione. Parliamo di Sicilia. Sicilia è una regione stupenda, bellissima, incredibile, ha storia, arte, cultura, identità, enogastronomia, qualunque cosa.
Normalmente in Sicilia la stagione turistica dura a pieno regime per circa 1 mese e mezzo, 2 mesi. Io era il primi di maggio, ho fatto una convention con le mie agenzie in Calabria. Ero adiacente ad un parco acquatico. Era il 12 maggio, se non ricordo male, il parco acquatico era chiuso. Acqualandia, non voglio fare pubblicità, ma è giusto per capirci, il parco acquatico che c'è a Jesolo era già aperto da quasi 1 mese. Ora mi domando, siamo in Calabria, ci sono hub aeroportuali in tutto il meridione, fin troppi per dire la verità, perché la contiguità degli aeroporti in Italia è allucinante. Cioè, noi qua in Veneto abbiamo, non so, Venezia, Treviso, Verona, cioè siamo esagerati come aeroporti, comunque non importa. Ci sono tutti gli hub disponibili. Perché si continua a non dare veramente linfa alle aziende affinché queste possano veramente produrre, creare reddito e creare lavoro? Si era partiti con un progetto con la flat tax da parte del centrodestra prima delle elezioni. Quel progetto, bello, brutto, cattivo, antipatico, fatto bene, fatto male, comunque aveva un senso logico, cioè creare produttività aziendale. La produttività aziendale crea lavoro, crea reddito, è tutto quanto un volano. Adesso io voglio vedere come la Lega giustifica e giustificherà questo DEF fatto l'altro giorno, dove si è approvato questo reddito di cittadinanza. Voglio proprio vedere come ne vengono fuori. Artuso, lei prima ha detto a Girmo una cosa interessante, cioè la manovra fatta per consenso popolare. D'accordo, insomma, che il reddito di cittadinanza sia stato fatto per accontentare un po' gli elettori del 5 Stelle. Questa è una manovra elettorale a tutti gli effetti, perché i due capisaldi sono da un lato la Fornero, la quota 100 pensionistica, e dall'altro il reddito di cittadinanza, che non è neanche una cittadinanza poi, perché in realtà ci sarebbero delle esclusioni. Ma al di là di questo, nel cosiddetto reddito di cittadinanza, io non ho nulla in contrario alla finalità, che è quella di aiutare gli ultimi e cercare appunto di dare un sussidio a chi temporaneamente non ce la fa. D'altronde il Partito Democratico ha inserito il reddito di inclusione, una misura da 4 miliardi all'anno che aveva determinati requisiti, determinati step. Penso però che parlare, come ho sentito prima dall'esponente dei 5 Stelle, di una misura a carattere economico, cioè in grado di far ripartire gli investimenti e la spesa, penso che non sia questa la finalità della misura. Perché? Perché innanzitutto dobbiamo considerare che le spese ripartono se riparte il lavoro e se uno quindi ha prospettive di stabilità negli investimenti. Uno banalmente non si acquista la macchina se sa che l'assegno gli può scadere dopo mesi, ammesso che scada dopo mesi perché non ho ancora capito quanto dura e quali sono le condizioni. Ma poi anche le spese, dobbiamo considerare che con questa manovra il reddito di cittadinanza tu non puoi ad esempio prelevare, devi spendere nelle cosiddette spese morali. E anche qui, piccola parentesi, il 5 Stelle che prima additavano il palazzo dicendo voi siete quelli della casta, adesso spostano i sospetti sugli ultimi e dicono voi dovete spendere soltanto per le spese morali, della serie. Non è che uno che prende il reddito di cittadinanza può prelevare 10 euro per andarsi a bere una birra o bere un caffè, perché quello altrimenti rischia 6 anni di galera, e già qui siamo nell'assurdo della misura. Siamo nell'assurdo, ma se si vogliono far ripartire gli investimenti ci vogliono misure che abbiano un carattere di stabilità, che creino posti di lavoro e poi a corredo di questo vi siano delle misure ammortizzatori sociali che già peraltro ci sono, vedi ad esempio la NASPI, in grado di far fronte a periodi di disoccupazione. Quando sento parlare che invece il reddito di cittadinanza farebbe ripartire il lavoro, soprattutto, o meglio, farebbe ripartire il lavoro in determinate zone d'Italia, penso allora perché non facciamo delle zone economiche protette, come ci sono in tanti altri paesi, dove si dice qui c'è un'aliquota agevolata o aliquota zero e qui si investe. Siccome il tentativo è già stato fatto e con risultati tutt'altro che positivi, si deve pensare ad altre forme di sviluppo alle imprese. L'altra parte della manovra è un'abolizione della Fornero, seppur in parte, con un minimo accenno di flat tax. Penso che insomma non sia una manovra in realtà, penso che sia una campagna elettorale in vista delle europee, quindi speriamo che con maggio, giugno, quando si andrà a votare, si torni a governare e a parlare di questioni veramente centrali per il nostro Paese. Onorevole, voleva aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere perché sembra che questo governo non stia facendo niente per le imprese. È vero che è un aperitivo, come dice il nostro capogruppo alla Camera Molinari, questo inizio di flat tax. Però ovvio le risorse attualmente sono quelle che sono. Io non credo che
il detassare l'IRES al 15% per le imprese che comunque vogliono reinvestire gli utili in nuovi investimenti sia comunque qualcosa da poco, e il fatto comunque anche di aver aumentato a 65.000 euro quello che è l'importo per aderire alla tassazione forfettaria per quelli che sono i liberi professionisti e quindi anche tutti quegli artigiani, è comunque veramente un incentivo, quindi che non mi si dica che questo governo non sta facendo nulla per le imprese, perché anzi si sta attivando. Il sottosegretario Bitonci veramente al MEF sta cercando in tutti i modi di riuscire a dare quel respiro alle imprese che ovviamente tanto ci chiedono e che ovviamente vogliamo assolutamente rispettare. Se posso, sì, in effetti, allora, premesso che io sono contrario all'assistenzialismo tout court, però è una scelta anche, è una scelta di atteggiamento e che secondo me è giusta, ed è questa: praticamente negli ultimi 5 anni sono state fatte 5 manovre e sono stati investiti, si è sforato del 2,6 di media per cento, quest'anno hanno contestato il 2,4. Allora la domanda è: se il 2,6%, questi soldi che sono stati investiti, miliardi, non hanno avuto efficacia sull'incremento del PIL, perché l'obiettivo penso che sia quello, no? Oggi è stata fatta una scelta che è quella di, prima di tutto, dare una mano alle persone che hanno bisogno. E in secondo luogo ci sono una serie di lavori, e lo so perché ho stretto contatto con tutti i parlamentari, con buona parte dei parlamentari, stanno lavorando su interventi strutturali, sia sulla flat tax piuttosto che altri interventi importanti. Ho sentito Savona qualche giorno fa, hanno incontrato già molti imprenditori, stanno innescando investimenti di molti miliardi, si parla di 40 miliardi, e questi avranno efficacia nel tempo. Oggi la priorità, che è la differenza da oggi, di investimenti pubblici, giusto? Investimenti pubblici e investimenti dei privati, perché ovviamente investimenti privati non sono stati fatti in questi ultimi anni perché si sono bloccati per la burocrazia, e purtroppo ci sono molti investimenti, anche nei comuni accade. Oggi è un atteggiamento diverso. Negli ultimi 5 anni i soldi non sono andati in tasca alle persone che hanno bisogno. Quindi si inizia da qua per poi andare a fare interventi strutturali e vediamo se secondo me è la scelta giusta. Volevo aggiungere un'altra cosa, certo, rispondendo anche all'amico, ecco, per quanto riguarda sempre il reddito di cittadinanza, il problema è anche un altro, cioè abbiamo fatto un po' un escurso di quello che è successo negli anni addietro, ma ci ricordiamo anche le cattedrali nel deserto, quando le aziende andavano al sud, prendevano i benefici della famosa Cassa del Mezzogiorno, prendevano i soldi, dopo 2 anni scappavano. Quindi anche questa è stata fatta, anche questo tentativo è stato fatto. Quindi, allora, o adesso, ricollegandomi con il sindaco, quello che ha detto prima il sindaco, o aiutiamo questi 5 milioni di poveri, in 10 anni siamo passati da 2 a 5 milioni e mezzo di poveri, o li aiutiamo adesso, o altrimenti se facciamo tutta una serie di investimenti a lungo respiro, questi mi muoiono per strada. Allora, gli ultimi cosa devono fare in Italia? Devono aspettare sempre le calende greche? Questo è il tema del discorso, non è l'assistenzialismo in sé per sé. Allora, diamogli la possibilità a queste persone di vivere dignitosamente, ok? Non si devono sentire sole, come è successo in questi ultimi anni. I governi hanno sempre ultimamente guardato altrove. Vogliamo parlare delle banche? Cosa è stato dato alle banche ultimamente? Allora, per una volta che si pensa e si guarda anche agli ultimi, io penso che tutti noi dobbiamo collaborare affinché il reddito di cittadinanza porti i suoi benefici ai cittadini. Poi ci saranno, come ha detto prima l'avvocato, dei importanti investimenti, come ha detto Savona in Parlamento, di circa 40 miliardi, e questo con le agevolazioni che sono state date alle piccole imprese e quindi con una flat tax sopra e sotto i 65.000 euro, queste persone avranno tutti gli interessi di assumere quelle persone che in questo momento prenderanno il reddito di cittadinanza. È semplice. Però Bianco, in effetti io so che uno dei riferimenti del 5 Stelle è sempre stato efficienza, evitiamo gli sprechi. Io credo che
la maggior parte della cittadinanza italiana avrebbe apprezzato se questa manovra, invece di aumentare il debito, magari fosse stata coperta da efficienza e risparmio dei costi della macchina statale. Non sarebbe stato meglio, secondo lei? Beh, noi abbiamo avuto un mandato elettorale. No, i cittadini sapevano cosa avremmo fatto, quindi noi non possiamo... Sì, ma quei fondi, invece di dire aumentiamo il debito, come in effetti è per la manovra, dovevamo dirlo in campagna elettorale. Riducete 30 miliardi di spese da macchina statale e quei 30 miliardi risparmiati da una parte li date come reddito di cittadinanza. Ma è possibile che una volta che una forza politica fa un contratto con i cittadini, una volta nel palazzo si debbano poi cambiare le carte in tavola? No, scusate. Allora non ci votano più. Se la cosa non funziona, la prossima volta non ci votano più. No, su questo ragionamento c'è qualcosa di grosso che non torna. Allora, i cittadini hanno dato un mandato elettorale a chi, scusatemi? Ai 5 Stelle? Allora, mettiamola così. Una parte dell'Italia ha dato il mandato elettorale ai 5 Stelle. Su questo è chiarissimo. Una parte dell'Italia ha dato il mandato elettorale al centrodestra. Le due politiche del centrodestra e teoricamente della Lega sono in netta contrapposizione, perché la promessa fatta agli elettori del Nord era quella di investire nelle aziende con la flat tax, che era il cavallo di battaglia, al Sud con il reddito di cittadinanza. Quindi è inutile che si venga a dire, raccontando la favola dell'orso, che c'è stato un mandato elettorale. Non è vero, questo governo non è il governo voluto dai cittadini, né al Sud né al Nord. È ve lo dico in veneziano, un missiotto, un mescolamento che non c'entra e non ci azzecca per nulla. Tornando al discorso della cittadinanza esattamente nel merito, mi viene un po' da sorridere, perché volerlo difendere tutti quanti i costi per partito preso fa sorridere. Ora, com'è che funziona? Dato che non l'ha ancora spiegato, lo spiego io, in modo molto banale e qualunquista. Mi sento molto quello del film, qualunquemente. Allora, il reddito di cittadinanza prevede la ristrutturazione dei centri dell'impiego, che oggi in Italia non funzionano assolutamente, perché in qualunque centro dell'impiego si va per perdere tempo, perché i centri dell'impiego non danno risposte più al sud che al nord, danno più risposte, per dare l'esempio, i lavori interinali. E lì c'è gente che vuole veramente lavorare, i centri dell'impiego vanno per altro. Ma detto questo, nella legge proposta dai 5 Stelle in modo particolare per quanto riguarda il reddito di cittadinanza si prevede che l'individuo che ha i canoni per accedere al reddito di cittadinanza debba fare nell'arco del tempo una serie di corsi o lavori utili subordinatamente al fatto che comunque debba accettare almeno una delle 3 proposte, o almeno le proposte che gli vengono fatte. Ma io mi domando, ma se ci sono così tanti, quanti sono i disoccupati in Italia? 10 milioni circa, 8-10 milioni. Allora, se ci sono così tanti disoccupati in Italia, dove cavolo, e ho detto cavolo, sono questi 10 milioni di posti di lavoro? Perché a questo punto, se ci sono questi 10 milioni di posti di lavoro, ma lavoriamo? Dov'è il problema? Lavoriamo? Ma non ci sono, quindi la cittadinanza è una farloccata clamorosa fatta solo ed esclusivamente per ritorno politico. E ribadisco, io sono d'accordo nell'aiutare gli ultimi, ma raccontare questa cavolata è voler soltanto fare la ricerca con il pendolino, il pasturamento per tirare su voti. Non ci sono altre risposte, non ce ne sono altre. E chi dice qualcosa di diverso da questo vuol dire che è in falsità completa. Ma io non riesco a rispettare uno che dice dobbiamo dare un posto di lavoro a questo, quell'altro, ma i posti di lavoro non ci sono. Creiamo i posti di lavoro e facendo così vedrete che arriva il reddito, arriva la possibilità di lavoro e togliamo la gente dalla povertà. Ma il reddito di cittadinanza è una farloccata clamorosa. Businaro, poi Artuso. Allora, no, sì, detta così posso essere d'accordo con te. Sostanzialmente però, lo ripeto ancora, un aiuto a certe persone va dato. Lo confermo. Io adesso non conosco ancora il funzionamento del reddito di cittadinanza e io spero che vada alle persone che hanno bisogno. Noi come sindaci sappiamo che il sociale oggi è un problema, non ci sono le risorse sostenibili che bastano per aiutare le persone in difficoltà, gli anziani, quindi con pensioni minime troppo basse, le persone che non riescono a lavorare, perché poi c'è anche
dei cittadini che non riescono a lavorare. Perché sono tanti anni che non hanno trovato il lavoro, fanno fatica, vanno aiutati. I centri per l'impiego non funzionano. Forse anche bisognava dare ai sindaci un po' di potere in più. Allora, ecco, su questo sono perfettamente d'accordo. Se fossero stati dati dei ingenti contributi ai comuni, sicuramente vengono usati bene e vengono usati anche perché i comuni hanno bisogno di manodopera, hanno bisogno di lavoro, hanno tantissimo bisogno di lavoro. Voi sapete che c'è una sperequazione tra il nord e il sud sui dipendenti, ad esempio. Non c'è ancora il costo storico, non c'è ancora il SOSE, tutto il lavoro del SOSE non ha ancora avuto efficacia, non ci sono i trasferimenti adeguati, noi abbiamo dei trasferimenti troppo bassi, abbiamo pochi dipendenti. Questa cosa si deve cambiare. Se avessimo avuto le risorse noi oggi, sicuramente saremo in grado di dare aiuto alle persone che hanno sicuramente bisogno, perché l'ufficio migliore per sapere quali sono le persone che hanno bisogno è il comune, è l'ufficio sociale, è l'assistente sociale. Tu ce la puoi fare qui al nord, al sud non ce la possono fare neanche così. È un dato di fatto oggettivo, ma qui tu hai una serie di problemi nel tuo comune. In alcuni comuni del sud i tuoi problemi sono niente in confronto a quello che hanno, quindi è oggettivo anche questo problema, quindi bisogna creare lavoro. Artuso. Faccio un riferimento a quello che è appena stato detto. Il reddito di inclusione partiva infatti dai comuni e demandava ai comuni la possibilità di individuare, dopo un'analisi di settori ed uffici specializzati, le persone che potessero in qualche modo beneficiarne. So per esperienza che a Vicenza, ad esempio, che è una delle province più ricche del nord Italia, a Vicenza hanno esaurito i fondi subito, perché c'è un livello anche di povertà che non percepiamo probabilmente. Tante volte magari è il vicino di casa che, se vogliamo per dignità o comunque per una forma di ritrosia, non manifesta le proprie difficoltà. Ecco, quindi misure come queste che vedevano coinvolti gli enti locali e potevano andare nel mirino, quindi mettevano nell'ASA il reddito o quella forma assistenzialistica per quelle poche risorse che c'erano, ma che erano garantite e coperte dal bilancio dello Stato senza andare in deficit, era una misura da incentivare. Noi oggi ci troviamo di fronte ad una situazione in cui vengono fatte, per cercare di tenere in piedi questo governo posticcio, si cerca di tenere in piedi due misure che sono l'uno l'antitesi dell'altro e quindi metà dell'una, metà dell'altro, dove si va in deficit. Quando si dice che il deficit degli ultimi 5 anni è stato in media del 2,6%, si dimentica che si è usciti dalla crisi del 2008-2009, che ha avuto nel 2012 il picco del 5,1% di deficit. Questo perché? Perché non c'era più un sistema e quindi bisognava rafforzarlo. Negli ultimi anni il deficit è sceso e il tendenziale mirava allo zero, anche perché, piccola parentesi, abbiamo inserito in Costituzione l'articolo 81 che dice che bisogna andare a pareggio di bilancio. Qui facciamo deficit, ma non per misure strutturali o riforme. Qui di riforme non c'è nulla, sono interventi spot che quest'anno hanno copertura, forse col condono, forse col deficit. L'anno prossimo non si sa e non consideriamo che soltanto l'anno prossimo avremo dai 20 ai 30 miliardi di euro, 20-30 miliardi di euro di maggiori interessi in più sul debito. Una manovra che ne vale 35, dobbiamo pareggiarne ad una che ne vale altri 30. Questi sono i veri temi. Poi sul merito delle misure mi va benissimo, anche la Francia ha fatto un piano espansivo che prevede un deficit addirittura superiore al nostro per il 2019, ma sarà un deficit una tantum che verrà coperto nelle annualità successive perché hanno previsto un meccanismo particolare di detassazione, ma soprattutto se lo può permettere perché ha un differenziale con i bot tedeschi che è inferiore ai 50 punti base, il nostro oggi era a 309, 6 volte tanto. È un debito pubblico che non è del 132% ma del 98%. E non mi si dica che gli italiani hanno votato i 5 Stelle e Lega per fare queste manovre, perché nella campagna elettorale le risorse c'erano e dovevano derivare dalla lotta agli sprechi, dovevano derivare da altre misure che ad oggi non c'è ombra. Avessero detto che derivava dal deficit e questo avrebbe comportato un aumento degli interessi, spread, eccetera, eccetera, ma non lo so se avrebbero preso in due il 45%. Ecco, diciamo che sicuramente il reddito di cittadinanza ha allarmato il centro per l'impiego di Milano, leggevo un articolo sul giornale, siamo 120, 115, ci aspettiamo 500.000 persone, non sappiamo come affrontare questa emergenza, quindi sicuramente i centri per l'impiego soffriranno moltissimo questa situazione. Bene, allora direi che possiamo cambiare argomento,
abbiamo esaurito abbastanza in attesa poi che il reddito di cittadinanza prenda forma, perché poi in effetti qui stiamo ancora parlando in alcuni aspetti operativi da limare, quindi ne vedremo ancora. Ecco, a Girmo adesso è il suo momento, perché l'autonomia veneta, c'è stato il referendum, lei si è sempre battuto storicamente per la indipendenza. Devo fare una domanda di un telespettatore, di un nostro amico di Facebook, Mario Stefani, penso che sia il cognome. Buonasera, ho visto che è in studio a Girmo, che è un indipendentista, anche se è uno che si muove bene, cita Stefani. Grazie. Vorrei chiedergli perché è a favore dell'autonomia quando l'indipendenza invece è tutt'altra cosa. Bella questa domanda. Ora, ritengo di rappresentare lo stile indipendentista soft, nel senso che urlare indipendenza oggi e subito è un anacronismo allo stato puro. Non si può pensare di arrivare all'indipendenza soltanto dichiarando voglio l'indipendenza. Per arrivare all'indipendenza serve un percorso. Sono sicuramente ispirato a quello che può essere il percorso catalano piuttosto che a quello scozzese. E questi percorsi in entrambi i casi passano attraverso un'autonomia sempre più forte, sempre più marcata. Tant'è che abbiamo sostenuto in tutto e per tutto il referendum sull'autonomia, sebbene con molte riserve. Ma non tanto le riserve per l'autonomia fine a se stessa, ma per gli obiettivi che si potevano raggiungere con questo referendum. Il 22 ottobre sarà un anno che si è svolto questo referendum e se davvero nella prima parte non si potesse sperare di avere qualcosa perché al governo c'era il centro-sinistra che era sicuramente contrario a questa autonomia, ci saremmo aspettati qualcosa di più con l'avvento al governo della Lega, ex Nord. Sottolineo ex Nord perché è giusto sottolinearlo. Premetto che ho molti amici anche in regione della Lega, i quali credo fermamente siano intimamente leghisti, ma hanno un problema. Sono collegati con un cappio al collo a Milano, che adesso si è trasferita a Roma, e quindi devono stare agli ordini. Ma per arrivare al dunque, vediamo un attimo di capire perché sono scettico su ciò che potrà accadere. Parto dalle considerazioni oggettive, ovvero sia da ciò che ha dichiarato la ministra Stefani non più tardi del, se non ricordo male, era il 20-22 dell'altro mese, nella quale ha detto in modo chiaro e assolutamente dettagliato: l'autonomia con le 23 competenze e la gestione dei 9/10 del residuo fiscale in Veneto non ci sarà assolutamente. Si parte dal principio della gestione di 5 argomenti, di 5 gestioni, poi vedremo cosa succederà. Però sarà un percorso lunghissimo, eccetera, eccetera. Io sono scientemente convinto da calcoli matematici non miei che l'autonomia in Veneto in modo semplice non potrà arrivare. Ora, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna sono le 3 regioni che hanno un reale residuo fiscale importante. Siamo attorno ai 50-60 miliardi di euro per quanto riguarda la Lombardia, attorno ai 20 per il Veneto e altrettanti per l'Emilia-Romagna. Questo residuo fiscale consente di non sprofondare alla penisola, perché il restante delle regioni, quasi tutte, sono in passivo a livello di economia. Ora, se noi dovessimo andare a togliere alla mangiatoia Italia il residuo fiscale delle regioni che hanno un attivo di bilancio, l'Italia fallisce il giorno dopo. Non lo dico io, sono calcoli economici fatti da economisti. Io sono lungi dall'essere un economista, però mi piace informare, mi piace leggere. Per cui direi che l'autonomia in Veneto non può arrivare. Pertanto, le promesse fatte in campagna elettorale anche dal governatore Zaia, onestamente, il famoso pancia a terra, questa è la madre di tutte le battaglie, la vedo un pochino anacronistica. Così come poi ha cambiato tema, ha detto pancia a terra, la madre delle battaglie è Cortina alle Olimpiadi, cos'è? Con le Olimpiadi mi sembra, no? Sì. Ora, quindi l'autonomia non può arrivare in modo semplice, bisogna fare delle forzature. Per fare delle forzature occorre che qualcuno, in modo particolare in regione, abbia il coraggio di tirare fuori gli attributi, onde evitare argomento, quindi tirare fuori gli attributi e alzare la testa, perché purtroppo troppa gente che fa politica con uno scopo, ovvero sia mantenere dov'è.
E questo è un grosso problema per tanti. Adesso dopo magari chiediamo il parere all'onorevole e al nostro sindaco. Adesso prima mandiamo un attimo la pubblicità. La domanda sarà in effetti un passaggio cruciale, no? Un'evoluzione Lega Nord, Lega, Milano, Venezia e quindi Roma. Poi ne parliamo subito dopo la pubblicità. Rimanete incollati al televisore. Cambia la musica ma non la sostanza. Vi aspetto ogni venerdì dalle 20 su Canale Italia al numero 84. Non mancate. Bene, eccoci di nuovo in diretta, siamo alle 20.53, siamo dagli studi di Rubano di Canale Italia. Quindi vorrei ringraziare innanzitutto il nostro main sponsor Exo01, che è una società che si occupa di consulenza di comunicazione. Consulenza di comunicazione vuol dire semplicemente questo: siamo in una fase in cui stiamo passando da un mercato in cui bisogna capire le cose e toccarle nel passato, a invece un mercato attuale dove invece bisogna cominciare anche a percepire le cose attraverso dei messaggi video, dei messaggi social, e quindi utilizzando computer e anche i nostri famosi cellulari. L'agenzia di comunicazione di Exo non fa altro che enfatizzare quello che viene fatto e prodotto realmente attraverso questi nuovi canali di comunicazione, nuove forme pubblicitarie. Sicuramente questo aspetto qui è importante per dare un senso all'evoluzione del modo di produrre e di saper comunicare quello che si fa alle aziende italiane. Non basta più saper produrre una cosa bella se nessuno la conosce. Oggi invece magari potrebbe essere esattamente il contrario. C'è bisogno più di persone che conoscono, che sanno quello che le aziende fanno realmente. Allora abbiamo pochissimi minuti ancora per chiudere. Sindaco, poi l'onorevole, dobbiamo essere brevi. Sì, Nord cancellato, forse un segno del destino. Nord scompare, andiamo tutti, la Lega va a Roma. Ma guarda, sulla questione Lega Nord, Lega, non vorrei neanche entrare, perché di fatto quello che mi interessa sono i risultati, quello che mi interessa sono gli obiettivi e quello che mi interessa è l'autonomia, perché secondo me questa è veramente la madre delle battaglie che può mettere a posto l'Italia, perché ridistribuire quegli 800 miliardi che abbiamo a disposizione come Stato, ridistribuirli e darli a chi ha la capacità di farlo bene, di gestire le risorse come il Veneto. La sussidiarietà, il principio di sussidiarietà è un principio che se ne parla da tanti anni, ma oggi è il momento, il Veneto è in grado di farlo e deve partire. L'autonomia del Veneto potrebbe salvare tutta l'Italia, perché poi potrebbero essere anche le altre regioni che grazie all'esperienza nostra si innesca un meccanismo anche di federalismo. Bene, sono onorevole che lei in particolar modo, ma la Lega in particolare, sta portando avanti molte istanze per cercare di riformare la legittima difesa. Lei in particolare so che in Commissione Giustizia della Camera sta portando avanti la riforma del rito abbreviato per i reati che riguardano, magari ci vuole dire meglio. Sì, è una grandissima riforma, è una proposta di legge che arriva dalla precedente legislatura, dall'attuale sottosegretario Molteni. È una proposta di legge veramente molto sentita, soprattutto da quelle associazioni dove ci sono vittime proprio di questi delitti efferati che sono stati veramente non conteggiati sostanzialmente da parte della nostra giustizia fino adesso. La riforma cosa prevede? Prevede sostanzialmente non più la possibilità da parte di quei reati che prevedono appunto la pena dell'ergastolo dell'applicazione di quello che è il rito abbreviato, quindi di questa premialità, perché sappiamo che il rito abbreviato dà la possibilità di diritto
diritto, quindi senza la sindacabilità da parte del pubblico ministero, appunto da parte del GIP, della riduzione della pena di 1/3. Con questa riforma appunto si vuole assolutamente escludere queste tipologie di reati, in modo tale che anche queste vittime che abbiamo sentito sostanzialmente anche in audizione settimana scorsa in Commissione Giustizia, veramente ci chiedono di guardare questa riforma non solo sotto l'aspetto tecnico puro, ma anche sotto quell'aspetto umano, perché veramente l'attendono da tantissimo e finalmente insomma cercheremo veramente di dare questo respiro a queste vittime. Bene, grazie onorevole. Ecco, una domanda particolare, se magari il dottor Camille Bianco ci vuole rispondere. Un cittadino, Stefano Giordani, chiede perché i dirigenti che hanno fatto fallire le aziende, le banche eccetera oggi sono i primi a percepire delle pensioni d'oro. Bisognerebbe chiederlo a chi ci ha preceduti su questo, ma comunque volevo un attimo fare un'ultima battutina, così ecco, visto che prima simpaticamente sono stato stuzzicato, no? Sul fatto che non abbiamo il mandato elettorale. Beh, prima di questo governo sembravano l'Italia spaccata in due, al sud i 5 Stelle, al nord la Lega. Bene, fate una ragione, governiamo insieme, abbiamo unito l'Italia. Sì, sì. Bene, invece per quanto riguarda Artuso, cosa ne pensa del discorso della Lega che in un certo senso ha avuto questa trasformazione con Salvini, ha perso un po' del radicamento, passate il termine agli amici della Lega, ma il radicamento all'autonomia, e invece in un certo senso ci siamo avvicinati a Roma con tutte le conseguenze che questo spostando l'asse del centrodestra, oltre che della Lega, spostando l'intero asse del centrodestra da un modello settentrionale e quindi regionalistico ad un modello più sul modello di Le Pen e Orbán. Direi che era meglio prima, perché se lo scenario è quello di avere un'Europa sovranista e degli stati che tornano ad essere piccoli stati e meno stati europei e meno stati globalizzati, direi che i panorami gli orizzonti non sono dei migliori. Per quanto riguarda invece l'autonomia, in realtà non è proprio vero che l'autonomia fa sì che si riduca il differenziale tra le uscite della regione verso lo Stato e quanto ritorna, perché la Costituzione prevede che quando viene data maggiore autonomia vengano date anche le risorse corrispondenti. È un modo diverso di spendere quei soldi, cioè vengono dati alla regione anziché essere utilizzati da Roma. Bene, l'autonomia non è un appannaggio del centrodestra, questo va messo chiaro, perché quando è stato fatto il referendum del Veneto, che manovra puramente elettorale, la stessa richiesta di autonomia è stata avanzata ad esempio dall'Emilia Romagna, governata dal centro-sinistra, nonché dall'Umbria. Questo perché? Perché sono istanze di una riforma del 2001 che venne approvata dai governi di centro-sinistra proprio per dare una maggiore autonomia alle regioni. Se non c'era la richiesta del referendum da parte del Veneto e Lombardia, l'Emilia Romagna stava buona, tranquilla. Che l'aveva fatta prima, Sono posizioni indifendibili, dai. Devo proprio sentire, voglio dire che le richieste di autonomia partono dalla sinistra, insomma, perché veramente Ma la riforma del 2001 chi l'ha fatta? Il ministro Stefani sta facendo veramente un lavoro eccesso a Roma. No, assolutamente io non concordo su quell'articolo che ha letto appunto il collega che prima ha parlato, perché io veramente i riscontri anche con riunioni fatte con il ministro oggettive della settimana scorsa assolutamente non parlano in tal senso, quindi voglio dire non so la riforma del 2001 chi l'ha fatta? La riforma del 2001 che ha consentito il referendum, chi l'ha fatta? Il referendum del 22 ottobre, che cosa ha risposto? Ha risposto comunque la volontà un da parte referendum monco che la sinistra ha tagliato sugli argomenti più importanti, perché se il referendum fosse stato così come era stato chiesto, la sinistra ha bloccato tutte le possibili istanze di un referendum realmente con dati e richieste imperative. L'ha snellito e la Corte Costituzionale ha dovuto per forza farne passare uno perché non poteva tagliarli tutti. Bene, ecco, allora siamo in chiusura, il nostro regista Marco, che ringraziamo per la sua collaborazione, ci richiama all'ordine. Ecco, vorrei ringraziare tutti i telespettatori, in particolare i nostri ospiti dalla nostra sinistra, l'avvocato Stefano Artuso del Partito Democratico, il dottor Camille Bianco, portavoce del Movimento 5 Stelle, l'onorevole
avvocato, e Ingrid Bisa della Commissione Giustizia della Camera, e ancora il ragionier Tiberio Businaro, sindaco di Carceri della Lega, anche della Lega l'onorevole Bisa, e da ultimo ma non per ultimo dottor Roberto Agirmo, imprenditore, Indipendenza Noi Veneto. Ecco, quello che vorrei rappresentare ancora una volta, abbiamo sentito, secondo me, e lo scopo di Insieme alle Persone è quello di vivere certe situazioni dal vivo, senza filtri, e cercare di raccontare le cose reali del paese, del nostro paese, che si sta evolvendo. Quindi per questo la nostra trasmissione ogni venerdì a temi aggiornati, e per metterli a disposizione di voi telespettatori, delle persone che hanno il piacere di vederci. Ringrazio ancora i nostri ospiti, e invece noi ci rivedremo senz'altro ancora una volta presenti e agguerriti più che mai venerdì prossimo alle 20.